Hai visto, eh? Beh, adesso basta, ragazzi, sedete e state tranquilli. Margheriti, per favore, vai a chiudere la porta e a cancellare la lavagna. Apolloni. Presente. Baroni. Presente. Bernardi. Presente. Bolognesi. Presente. Finesi. Presente. Gozzani. Presente. Illuminati. Presente. Marengo. Presente. Morini. Presente. Paletti. Presente. Petrocinetti? Petrocinetti, cosa stai facendo? Petrocinetti. Presente. Rasia. Presente. Rosati. Presente. Silvani. Presente. Tiburzi. Presente. Ubaldi. Presente. Valente. Presente. Zanetti? Presente. Petrocinetti, stai tranquillo? Prendete la sintassi. Pagina 64. A proposito, ragazzi, il preside mi ha incaricato di dirvi che domenica prossima ci sarà una gita scolastica ad Anagni. Anagni è una città molto interessante da visitare, perché in parte ha conservato il suo carattere medievale e soprattutto ha una bellissima cattedrale che risale al 1000. Ricordatevi perciò, parlatene nelle vostre famiglie e eventualmente andate in segreteria a prenotarvi. Beh, ora state attenti, perché oggi vi spiegherò l'uso del dativo. Allora, pagina 64 abbiamo detto. Avete questi sintassi? Buoni un foglio in fondo? Il dativo latino risponde per lo più al nostro complemento di termini. Per esempio, noi diciamo in italiano donare qualche cosa a qualcuno. Il latino invece donare a ma questo dativo è anche il caso di altri complementi, per esempio complementi dipendenti da aggettivi o da avverbi o da verbi transitivi e intransitivi. Facciamo un esempio. Questa volta per esempio con aggettivi. Utile alla Repubblica. Bis rei publice, dativo, ricordatevi. Oppure carissimo a tutti. Possiamo fare un esempio di bene. Ovviam preferibus, andare incontro a pericoli. Il dativo poi si usa pure come complemento di verbi. Per esempio, non scole, sed peso significa non impariamo la scuola per la vita. Esiste poi anche un dativo detto di possesso. È mi perfida noverca, cioè a me è una perfida matrigna. Questo tradotto letteralmente in italiano, diremo meglio, io ho una perfida matrigna. Vorrei andare a casa. Ma come, sei appena arrivata? Mi sento male, mi lascio andare a casa. Ma cosa stai dicendo? Non lo so, mi sento male improvvisamente. Mi lascio andare a casa, signor. E va bene, vai. Ricordati però di farti dare il permesso del preside, eh? Sì, signor. Ma che fai? Ma senti un po', stai veramente male? Sì, signore. Vuoi che ti faccia accompagnare a casa? No, no, voglio andare a casa. Mi raccomando allora il permesso del preside, eh? Sì, signore. Bene, voi non vi distraete. Facciamo adesso un altro esempio di dativo di possesso. Per esempio, io ho un bellissimo libro. In latino si traduce a me è un bellissimo libro. Perciò mi est liber pulcherrimus. No, non c'è. Ah, hanno suonato. Aspetta un momento, deve essere lui.